Scatman's World. Veneziano, GP4 Mod 1990, riprendiamo il campionato. Allora, qualificazione a Paul Ricard, un buon quarto posto di Ayrton Senna. Ragazzi, questa è una gara stranissima, velocissima, un giro dura 1 minuto e 4 secondi. Veramente una gara particolare. Pole position ancora per Gerardo, secondo Alan, terzo Nigelone e quarto Ayrton. Poi Nannini, Patrese, Piquet, Capelli, Busten e via via tutti gli altri. Andiamo raga, questa è una gara non difficile, però c'è una chicane alla seconda curva che è di un insidioso, ma una cosa, di un'insidiosità paurosa. Mamma mia, una roba incredibile, veramente. Però qua è importante fare punti, ragazzi. Partiamo bene, comunque il quarto posto non è da buttare. Speriamo di portare a casa un buon risultato. Dai ragazzi. Bem amigos da Rede Globo. Ok. A partir de agora, nós estamos ao vivo. Dobbiamo stare davanti a Prost, questo è l'obiettivo. E comunque occhio anche a Gerardo e Patrese. Dai ragazzi, bandiera rossa. Vai, 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 vai. Gran premio di Francia, Paul Ricard. 2 McLaren, 2 Ferrari nei primi 4 posti. Mamma mia, un po' lungo Ayrton. Questa è la curva insidiosa. Vai, Cordolo e Beffardo. Prost primo, Berger secondo, Senna terzo. Dobbiamo recuperare però, perché i miei diretti avversari sono tutti e due davanti a me. Vai Ayrton. Non devono scappare sti bastardoni. Prost, attento alla fuga. Il circuito è un po' particolare, mai guidato veramente qua. Mai visto stracciato, veramente strano. Ecco ragazzi, è già finito il primo giro. Giro record di Prost. Dai, un bel incidente tra Prost e Berger. Dai, guffiamo. Vai la guffata. Dai, cazzo. Porca miseria. Mansell prova sul passo, Mansell. Occhio a Nigel. Bravo. Bravo Ayrton, però se ne sta andando. Prost e Berger se ne stanno andando. Non bene, non bene. Porca miseria. Cosa hanno, un razzo in culo? Porca miseria. É adrenalina, pressão e lá vai o Senna. É uma loucura a corrida. Dai. Il livello già più, cazzo. Giro record ancora di Alan Prost. Prost è sempre il primo. Prost è un avversario, lo sappiamo. Patrese quarto, Mansell quinto, Nannini, fratello di Gianna, sesto. Dai cazzo, un incendio a Berger e a Prost, porca mignotta. Dai, un po' di bava. Circuito veramente stranissimo, c'ho qua Paul Ricard. E poi no, in realtà è il nome, ma la località è lì, Castellet, una roba del genere, teoricamente, se non mi ricordo male. Niente, se ne stanno andando, sono più veloci di me in questo circuito, niente da fare.
po' pesa. Berger supera Prost, questo è bene. Berger deve andare comunque davanti a Prost. Rasgando pela reta para completar mais uma volta. Speriamo in un Prost almeno secondo, così perdo pochissimo. Aí você vai de carona com Ayrton Senna. Da Patrese ho 1 secondo e 1. Ouve você, toda hora, tudo a ver. Siamo già al quarto giro. Oferecimento. Dio mio, sono a quasi 5 secondi da Colino. Alan Prost. Aí o Senna. Olha ele aí. Ele deixa pra frear depois. Que loucura. Rischio per Senna. É um risco assumido. Ecco, la prima curva mi ha inculato. Cioè, se non andavo lungo, chissà. É adrenalina, pressão e lá vai o Senna. Mi interessa una gara un po' così. Veramente non ho nessuna possibilità di sorpassare né Prost e né Gerhard. Posso solo sperare in un ritiro. Rasgando pela reta para completar mais uma volta. Che palle però, vaffanculen. Aí você vai de carona com Ayrton Senna. Dai, voglio Prost ritirato, dai, ti prego, ti prego. Ritirati Prost, ma Kuba contro Prost, la voilà, Muka, Prost ritirati, Prost ritirati. Aí o Senna. Olha ele aí. Ele deixa pra frear depois. Que loucura. É um risco assumido. Niente da fare, Prost rimane in gara e anche Gerardo. É adrenalina, pressão e lá vai o Senna. É uma loucura a corrida. Comunque non mi aspettavo un mondiale con così tanti punti, ragazzi. Lo sapete, già sto gioco è bastardo. Perdo praticamente 5 decimi a giro, cazzo. No, non siamo competitivi qua in Francia. Non siamo competitivi purtroppo. Nessun ritiro, comunque attenzione. Attenzione Mansell. Chiude la porta a Senna. Devo stare molto molto attento. Anche un terzo posto va bene, un buon podio. Intanto Berger e Prost ormai sono irraggiungibili. Penultimo giro. Gara veramente anonima. Mamma mia che lungo che sono andato. Intanto la classifica è Berger, Prost, Senna, Mansell, Patrese, Piquet. Attenzione Mansell, chiude la porta, Senna ancora. Senna ha chiuso la porta, ma che rischio per l'asso brasiliano. Devo stare attento, Dai che ormai manca poco, un giro e un quarto, ho finito questa gara del cazzo, perché è veramente una gara del cazzo. Che Mansell è vicino, Ultimo giro per Ayrton. E vem Ayrton Senna, é o Brasil na frente. Aí vem Ayrton Senna. Vabbè, pazienza ragazzi. Aí Ayrton
Senna na metade da última volta. Que palle. Ele já viu a câmera posicionada e fez um sinal de V de vitória. Aí vem Senna, o Brasil na frente. Bandeiras agitadas. Em verde e amarelo em todo o circuito. Tchauzinho pra câmera. Mamma mia che rischio l'ultimo giro. Mamma mia che rischio. Mamma mia che rischio. Últimas curvas para Ayrton Senna. Mihail Ridazzi aguarda com a bandeira quadriculada. Va a vincere Gerhard Berger su McLaren Honda, secondo Alain Prost, terzo Ayrton Senna. Limitato i danni, limitato i danni. Andiamo a vedere la classifica. Allora, classifica piloti. Prost comanda con 34, Berger a meno 4, 30, Senna 26, Patrese 20, poi via via tutti gli altri. Siamo a 8 punti da Prost e a 4 da Berger. Siamo là alla fine, dai, siamo là. Bello, bello. In classifica costruttori invece la McLaren domina a 56, seconda la Ferrari a 47, terza la Williams, Renault a 37. Ok. Andiamo a salvare la. Ok. Perfetto. Andiamo, mi pare, Silverstone, qualificazioni abbastanza buone. Quarto posto, prima fila tutta Ferrari, Mansell e Prost. Dobbiamo andare davanti a Prost. Gherardone, quinto. Ok, è prevista pioggia, che do coglioni. Con la pioggia vado malissimo, cazzo. Vabbè, speriamo bene, ragazzi, se no purtroppo è importante questa gara perché non può Prost guadagnare altri punti. Berger, vabbè, il mio compagno di squadra, al massimo lo butto fuori, chi se ne sa. Però Prost no, già piove, vai. Dai, ragazzi. Passa a bandeira verde. Vamos pra largada. Sobe o ronco dos motores. Diluvio inglese. Verde, 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 andiamo. È importante partire bene. Ottima partenza del campione brasiliano. Mamma mia. Siamo terzi in questo momento, Ferrari prime e seconde con Mansell e Prost. Diluvio inglese. Diluvio inglese. Dai che Senna sul bagnato è un fenomeno. Il dio della pioggia. Dai cazzo, Berger al quarto posto. Bergerone quarto. Con la pioggia l'è proprio dura, l'è proprio dura. Niente, vado lento sulla pioggia purtroppo, ma che palle però. Sull'asciutta potevo vincere, cazzo. Che sfiga però, ragazzi. Ho una sfiga. Dopo, guarda, se mi permetto qualche tamponamento è il minimo, ragazzi. Ho veramente una sfortuna obesa. Che non è ancora detto, però. Possono sempre sbagliare i due ferraristi. Giro record di Alain. Maledetto Alain. Berger a un secondo e 4. Doppietta Ferrari molto probabile. Questo è anche il circuito di casa per la McLaren. E il circuito di casa di Nigelone Mansell. 1,4 da Gerardo, 1,4, avevamo un secondo e 4 da Gerardo e 2 da Alain. Riesco a prenderle in pieno ste curve con la pioggia, porca puttanona. Che loucura! È un rischio assumido por esse incrível Ayrton Senna. Vabbè. Attenzione, Berger è vicinissimo. Una loucura corrida. Non rompere il cazzo, Berger, sei secondo pilota, Dio santo. Stai là a non rompere la minchia, Dio mio. Devo stare attento più dietro, Purtroppo non riesco a prendere i due ferraristi.
Devo sperare in un errore. Massa il giro record intanto. Adesso doveva piovere proprio il giorno della gara, Dio mio. Aí você vai de carona com Ayrton Senna. Busca potência. Come você, toda hora. Dave. Concentrazione ragazzi, sono un po' teso perché almeno terzo devo arrivare, Cioè non c'è storia. La pioggia rompe le balle, è proprio difficile poi con la tastiera ragazzi. Ariola e Berger mi supera e vai. Vaffanculo. Che Dumaroni però, madonna. Nakajima fuori, sospensioni. Attenzione, succede qualcosa? Oddio, ho problemi. Sento un rumore strano al motore. No, adesso è tutto a posto. No. Ho qualche problema, porca miseria. Sentite che rumore quando accelero. Non capisco dove cazzo è il problema. Dio, senti che roba. Sono scioccato, non capisco. Quando accelero è il problema. Senti che rumore. Que loucura! É um risco assumido por esse incrível. Ho problemi, non capisco però cos'è, le cambio, no, non mi pare. Vai no Senna. É uma loucura a corrida. Ma guarda che sfiga. Oh! Boh, sembra essere sistemato, ma che cazzo? No, non ho parole però, dai. Mi ha anche tamponato. Sì, vabbè, dopo ragazzi mi dite perché tampono, vaffanculo sinceramente. Ma mi sono rotto il cazzo. Porca puttana. Cioè, scusa, allora posso tamponarmi o no? Non mi interessa niente. Gara scorretta del Comenda. Ma che cazzo aveva la macchina? Adesso è tornata a posto. Boh. 4esimo incidente intanto e godo, me vaffanculo. Cazzo. Cioè non è possibile, tutti mi tamponano e io devo stare zitto, no. Penultimo giro intanto. Guarda quante posizioni ho perso. Dio mio. Ma vai fuori dai coglioni, non mi interessa niente. Come mi ha buttato fuori, vergogna, vergogna. Comunque la macchina si è risistemata, boh, non capisco. Forse un po' un vaneggio comendiano. Ecco, vaffanculo, non me ne frega niente ragazzi. Non esiste, mi butta fuori, la macchina fa i bug, non me ne frega niente. Questa gara è così, punto e basta. E porca miseria, oh. Ma cosa sono, il Pirla? Vabbè, un quinto posto del cazzo comunque. Ma guarda, la macchina che aveva problemi, boh. Non lo so. Non concepisco ste robe. Prost va anche a vincere, vai. Che bello. Em verde e amarelo em todo o circuito, ele dá tchauzinho pra câmera. Delusione McLaren. Últimas curvas para Ayrton Senna. Ultima curva del cazzo. Michael Ridazzi aguarda com a bandeira quadriculada. Quinto posto orribile. Vabbè.
Ragazzi, mi dispiace se ho tamponato qualcuno, mi hanno tamponato anche a me, la macchina ha buggato, io non capisco sinceramente. Mi dispiace, è stata una gara orribile veramente, però non può la gente buttarmi fuori, cioè, poi la macchina aveva questo problema, boh, inconcepibile, ho perso posizioni, mi sono girati i coglioni, anche il Comenda è umano purtroppo. Allora, qua siamo terzi, ma molto indietro, beh, non è che non guardo la classifica, perché mi girano i coglioni, McLaren pari i costruttori, porca miseria, vai. Salviamo. Ok, prossima gara. E vaffanculo, pole position da campione a Hockenheim, il vecchio Hockenheim. Porca miseria, 1.45.6 contro 1.46.42. E vaffanbrodo, risponde di rabbioso. Prima fila tutta McLaren. E adesso devo vincere, cazzo. Guarda, devo vincere al 1000%. Sono un po' arrabbiato, ragazzi, perché era proprio la gara di Silverstone, stava proprio sulle balle, guarda, non esiste, cioè... Poi sta macchina che boh, improvvisamente ha un rumore del motore strano, boh, e dopo così torna normale, veramente, una McLaren vaneggiosa. Vabbè, dai, qua bisogna vincere, punto e basta. Vai, voglio la vittoria stagionale, fioi. Passa a bandiera verde, vamos pra largada, sobe o ronco dos motores. Voglio la seconda vittoria stagionale, devo riavvicinarmi a Prost. Vamos pra largada, sinal verde. Vai, vai, chiudilo subito, chiudilo subito. Non mi interessa, chiudilo subito. Olha come si misturano ali. Vai, adesso voglio andarmene, cazzo, non esiste. Devo andare a fare in culo tutti, tutti a fare in culo. Il vecchio Hockenheim è uno dei circuiti più belli del mondiale, fioi. Voglio vincerla di brutto sta gara. Dai, se subito Berger così. E vaffanculo Berger, mangiami il pacco, Berger. Vai. Demonstrou muita coragem porque ele não chegou a ensaiar. Não foi uma tentativa, ele já foi direto na primeira. Não tem. Voglio dominare sta gara, non mi interessa niente. Vai na reta. Ele nem tentou fechar a porta. Vai abrindo espaço de todas as formas Ayrton Senna. Mamma mia, subito un rischio comendiano. Oh, Berger è là, non c'è niente da fare. Gerardo è là, Gerardo è là. Dai Gerardo, vaffanculo però. Tudo de uma maneira muito decidida, na hora certa, antes de completar a primeira volta. Ora se mi tampona lo ammazzo. Muitas emoções para você no Grande Prêmio. Dai fioi, Prost sesto intanto. Prost è indietro, Buono. Infatti sono molto teso, questa non posso permettermi di sbagliare, Scusate se non commento tanto, ma questa la devo vincere per forza. Ok, primo giro andato. Ele estabelece agora a melhor volta da corrida. Pisa fundo, acelera Ayrton Senna. Giro record di Ayrton. 1 secondo e 2 di vantaggio. Prost sempre sesto. É impressionante a tocada do Senna. Dai, me ne devo andare, cazzo, così dopo posso gestire. Fenomenal. O ritmo é muito forte. É muito forte o ritmo. Come você, toda hora. Mamma mia che rischio, che rischio. Infatti Berger recupera. Maledetto Gerhard. Ai ai ai, che mondiale 1990, mondiale incredibile. Ele sabe que é pressão, então sobe o batimento cardíaco. Ricordo che il vero mondiale l'ha vinto É Senna. assim que ele se sente bem. Ali ele tá em casa. Que grande prêmio. Molto vicino Berger, Corrida fantástica. Tá bonito. Mamma mia. Non posso permettermi di gestire un cazzo. Patrese supera Gerhard, intanto questa è una bella notizia. Ah, non me ne frega, io adesso chiudo tutto, guarda. Mi vuoi superare, devi buttarmi fuori, non mi interessa. Non me ne fotte un cazzo proprio.
E secondo giro completato, buono. Se ele estabelece agora... Giro record di Senna. Busten, giro record di Busten. Prost sesto, Berger terzo, la corsa è su di loro. Tocada do Senna com uma técnica 1 secondo e 7 da Riccardo Patrese. fenomenal. O ritmo é muito forte. É muito forte o ritmo. Come você, toda hora, tudo. Vai. Patrese sta recuperando. Boa. E Colino. Ai ai ai. Sono teso ragazzi, sono teso, mi dispiace ma Ele sabe que é pressão, então sobe o batimento cardíaco. non riesco a commentare perché questa vittoria è fondamentale, no tanto, di più. Que grande prêmio. Dai che Hockenheim l'ho sempre amato come circuito. Tá bonito. Ok, molto buono. Dai che poi Berger è terzo e Prost sesto, recupererei veramente tanti punti. Non mi ricordo se sono 5 o 6 giri. Vediamo se faccio il miglior Vuelta della corrida. No, Rasgando pela reta para completar mais uma. Prost quinto, merda. O Patrese è sesto, fioi. Dai che quasi è finita. Dai che mancano poche curve per un successo fondamentale per la McLaren e per Ayrton. Comunque doppietta McLaren, probabilmente. Dai, ultima curva. E vaffanculo, e vaffanculo, e vaffanculo. Senna si riscatta, grande vittoria. Hockenheim, Ayrton, Ayrton. Winner, 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 winner. Godo come un leprotto, godo. Il mondiale riaperto ragazzi. Alain Prost 45, Gerardo 40, Ayrton 37. Lotta per il mondiale incredibile e io godo. Costruttori 77-68, ottimo. Buono raga, abbiamo recuperato, mi sono un po' calmato dopo la gara di Silverstone, che sinceramente non proprio veramente mi è stata sulle balle. Ok. Salvataggio. Game save. Salviamo anche un'altra per sicurezza. Ok ragazzi, prossima gara, vediamo, next. Ungheria, Hungaroring, ottimo, gara favorevole al Comendone. Ragazzi, un saluto del Comendone veneziano, ciao! PS, grande Ayrton, se!